Prepareremo la famosa cuzzola dalle nostre parti con la pasta di pane col lievito madre, farina, acqua e lievito madre, e poi invece di infornarla a panuzzi viene tagliata a listarelle e soffritta. Prende a pezzetti la pasta del pane lievitata, si fanno le forme con le mani a listarelle rotonda con lo spessore di 1 centimetro e si fa soffriggere nell'olio e deve dorare da una parte e dall'altra. È un nostro tipico piatto liminese, la cuzzola. A Limina la conosciamo tutti, questa tradizione e soprattutto questa ricetta, perché è un piatto, diciamo, tramandato dai nonni di generazione in generazione. I nostri nonni, i bisnonni facevano questa pasta di pane e poi, oltre che il pane, la facevano anche fritta e quindi viene tramandato da generazione in generazione. Per me è la tradizione antica da quando ero piccola, che mia mamma faceva il pane e la faceva tutte le volte. E noi bambini, mi ricordo, per la cuzzola eravamo pazzi veramente, perché è una cosa che piace. La cuzzola fritta fatta con lo zucchero oppure col sale. La versione salata e la versione zuccherata. C'è la versione zuccherata, si passa nello zucchero e poi si mangia, oppure col sale di sopra. A me piace in tutti e due i tipi. Ed invitiamo tutti a Limina a scoprire questo piatto. Ad assaggiare la nostra cuzzola. Un po' di sale e poi si può bagnare anche nello zucchero. Questo è per insaporire la pasta, no? Perché nell'impasto non si può mettere tanto sale. Allora un pochino di sopra e poi si passa nello zucchero e si mangia così per com'è. Buonasera. Prima la passiamo nella carta assorbente, così facciamo asciugare un pochino l'olio e poi la mettiamo direttamente nello zucchero e questa è quella dolce. E poi invece nel piatto di là cominciamo a organizzare quella salata con olive, formaggio e ricotta. 2 nel sale. No, lo sale no. Ok, questa nel piatto con... Ok. Ecco qui. Questa se la potete assaggiare. Fate un piatto. Vai. Questa è la versione con lo zucchero. Prego, assaggiatela. Non vediamo l'ora di gustare questo piatto. Cosa ne pensate di questa ricetta? Lasciatelo scritto nei commenti. Questa è la versione salata, viene accompagnata con olive nere, un pezzettino di ricotta, un pezzettino di formaggio, poi pomodori sott'olio, come se fosse pane, solo che è fritto e anche con olive bianche ed ecco il nostro piatto. Quale delle due versioni preferite? Lasciatelo scritto nei commenti. Salutiamo tutti gli amici di Bella Tutte e Sicilia. due. Ciao Bella Sicilia, a noi piacciono tutte e due versioni.